Buon pomeriggio signori, eccomi, io sono Lord Perso e sono qui per portarvi una nuova serie. La nuova serie è Rome 2, ma moddato con la mod Divide et Impera. Una mod portata da Dresden, che è un gruppo di appassionati di questo gioco, un gruppo storico che ha cercato di cambiare quello scempio storico, videoludico anche si può dire, di Rome 2 in qualcosa di più. E oggi andremo a giocare una campagna con Roma, una grande campagna. Vedete qui quante fazioni hanno aggiunto, quante culture in realtà, e ogni cultura presenta delle fazioni completamente diverse. Sono veramente tante. Noi giocheremo Roma alle sue esordi con la gens Julia, ok? Le caratteristiche sono di questa partita che farò ci sarà la modalità realismo, nel quale non avrò aiuti in battaglia e non potrò vedere neanche i nemici se stanno a una certa distanza, quindi proprio come appunto la modalità suggerisce, cioè il realismo, e le condizioni di vittoria saranno le vittorie, sarà la vittoria militare, ok? Quindi dovrò prendere l'Italia, la Siria, la Spagna, l'Africa, la Gallia e la Dacia. Mantenere 200 unità in tutto e 80 unità navali. Vedremo un po' se ci riusciremo. Giocheremo a normale. Questo perché la difficoltà di questi giochi purtroppo non è... cioè l'aumento della difficoltà non porta a un aumento della tattica da parte dell'IA o roba del genere, anche della strategia, ma solo a dei bonus spropositati che le vengono concessi, e questo non è accettabile in un gioco diciamo normale. Oltretutto la TVT Tempera è una mod veramente difficile, quindi ehm, è comunque è tosta, diciamo. Ci sono anche poi delle possibilità di modificare la difficoltà, ma noi la terremo identica a quella del gioco. Purtroppo nella fase iniziale ci sono un po' di caricamenti lunghi, ma ci riteniamo, non si può fare altrimenti. Intanto mi serviranno anche per spiegarvi il gioco. Fondamentalmente noi partiremo da Roma, avrò una provincia con tre città, Irminium, Asculum se non sbaglio, e avrò una seconda provincia con solo due città su tre che sono Cosenza e Benevento. E noi dobbiamo prendere Brindisium. Siamo in guerra con il Pirro, e quindi comunque tutta quella parte sud e la parte greca, e siamo in guerra anche con gli Etruschi. Vedremo ovviamente di cercare di affrontare la guerra su un solo fronte, e quindi agiremo un po' con la diplomazia per mitigare la cosa, altrimenti ci schiacceranno perché non siamo per nulla forti. Comunque vedremo. Fondamentalmente questo vi dice quello che dicevo io. Ecco qua le tre province, qui le altre due e la terza che è in mano all'Epiro. Ok, partiamo subito, andiamo a fare degli agenti per capire, che ci serviranno per capire, per vedere più che altro, più che per capire ehm, dove si è posizionato il nostro avversario, per darci fondamentalmente la visione. Dopodiché andiamo a reclutare un altro agente per migliorare sia l'ordine pubblico, ma soprattutto per il fisco. Vabbè, qua non ce l'abbiamo, quello per il fisco, che fortuna. Più dual morale. Vabbè, reclutiamo questo. Dopodiché questa è la schermata principale, eccola qua, che ci fa vedere dall'alto come siamo messi riguardo alle altre popolazioni. Abbiamo Cartagine che ci supporta proprio perché siamo emergenti e stiamo schiacciando i suoi nemici e siamo in guerra con l'Epiro. Ovviamente quando diventeremo grossi poi Cartagine, come dal punto di vista storico, come accadrà, come è accaduto, avremo lo scontro tra le due civiltà. Poi abbiamo gli Etruschi nel quale siamo in guerra e noi cerchiamo di portarci la pace. Vediamo quanto sono disposti a pagare per la pace. Poco, quanto vedo. Vediamo se... No.
quindi forse 300, vediamo. Ma guardate, addirittura ci fanno una controfferta. Allora facciamo questa offerta qua. Vediamo. Scendono 800, accettiamo. Accettiamo perché è troppo importante avere solo un lato dal quale difenderci, che poi vedrete che sarà bello tosto. Qui ci sono i Veneti, andiamo subito a proporre un accordo commerciale. Guardate, è alta ovviamente perché noi abbiamo tante risorse che loro non hanno. Quindi richiediamogli un pagamento e voilà, ci danno 1500, perfetto. Noi con la Liguria non vogliamo avere niente a che fare, a meno che, vediamo. Ah, ci danno, ce lo danno, allora sì. Allora sì. Anche loro vogliono commerciare con noi. Vediamo, fatemi vedere, faccio un paio di prove. Ah, loro vogliono che noi li paghiamo. No, cari, non avete capito niente. Vediamo, di non farli incazzare con le varie manovre commerciali. No. No, 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 no. Va bene che siete genovesi, raga, però. Andiamo 1200. Dai, 1200 è entrata, ok. Ci hanno provato. Perfetto. Anche Marsiglia noi ci commerciamo benissimo. Ida Orsi proviamo a commerciare anche con loro. Mm. No, ok. Non vogliono che... Non vogliono darci la moneta. Sì, 600 ce li hanno dati, però bene. Aspettate, c'è ancora una civiltà con la quale possiamo commerciare, che sono gli Ardei. Andiamo subito a commerciare anche con loro. Questo ci porterà nel tempo delle piccole entrate, che però accumulate di turno in turno. Perché no? Hanno rifiutato la mia offerta da 600 monete. Vediamo se riusciamo a spigliare almeno 300. Sì, perfetto. Con i dalmati non possiamo commerciare perché stanno nell'entroterra. Con le Piero purtroppo sono nostri nemici, non possiamo, esatto, non ci danno la pace. E Siracusa, vediamo. Però essendo comunque benevoli nei confronti di Cartagine sarà difficile. No, vedete, no, non è basso anche proprio a livello commerciale. Ok, possiamo partire. Le tecnologie. Roma parte già con una situazione militare abbastanza buona dal punto di vista tecnologico. Ha già la caserma, ha le riforme per le scorte con la caserma dei Manipoli, che fondamentalmente ci dà l'unità base dell'esercito militare romano. Poi abbiamo l'Ariete e il deposito di munizioni. L'Ariete, vabbè, insomma lo sappiamo, il deposito di munizioni lo ricerchiamo adesso, che ci serve per difenderci da l'Epiro. Dopodiché andiamo a potenziare le nostre cittadine, Cosenze, in modo tale da non avere problematiche quando loro ci attaccheranno. Il potenziamento delle cittadine ovviamente ci porta a un migliore risultato sul lungo periodo. Se ci attaccheranno, eccetera. Ci vogliono ovviamente molti turni, sono 6 turni. Andiamo a sviluppare la caserma di Manipoli, che fra 6 turni ci darà delle truppe belle potenti, o comunque abbastanza buone. E andiamo a reclutare un po' di uomini. Ok, dopodiché possiamo migliorare a Roma il Colosseo, ma io preferisco andare su Arminium. Sì. Questo perché ci potenzia il porto e poi potremmo anche fare la Darsena, potenziando ancora Arminium, perché alla fine da qui passano tutte le rotte commerciali, dovremmo in qualche modo guadagnare un po' di più. Ok, perfetto. Qua ci sono tutte delle robe che non ci interessano. Bene, possiamo andare avanti. Via. Adesso ci saranno un po' di caricamenti. No. Ci farà vedere l'IA che mosse farà, ma io ho spuntato questa opzione perché non mi interessa di vedere le mosse delle IA. Perlomeno quelle che sono all'interno del nostro campo visivo.
Ecco qua, guardate quante fazioni sono presenti all'interno di questo gioco, veramente tante, veramente tante. Poi man mano andremo avanti, vedrete che tante fazioni verranno eliminate o accorpate, eccetera, e quindi si ridurrà i tempi di caricamento, però adesso questi sono. All'inizio è un po' così questo gioco qua. Poi man mano andremo avanti, vedrete che sarà più bello e più semplice. Di questo gioco sono bellissime le battaglie di terra ed è per questo che lo porto fondamentalmente, perché mi piace queste battaglie qua. Si dichiarano guerra i nostri vicini, gli Ardei, che sono i nostri partner commerciali, contro i Dalmati. Vabbè, non siamo fortunati con le stagioni e il rapporto del furiere. Allora, mandiamo subito la spia a fare il suo dovere nel territorio avversario e vediamo che in Puglia i nostri avversari stanno reclutando delle truppe e anche di qua. Allora, i nostri due eserciti si possono andare a contatto e avremmo 8 più 5, neanche. E qua 10, quindi 10 truppe più quell'esercito mega là e inoltre qui c'è una difesa di 14. Mamma mia. Andiamo ad attivare il dignitario sul nostro territorio in modo tale che ci dia gli sconti che necessitiamo di avere. Continuiamo con il nostro esercito a potenziare il nostro esercito. Ok, andiamo avanti. Vedete, adesso abbiamo una visione sul territorio nemico e ci dice, ci fa capire bene che cosa ha intenzione di fare. Purtroppo abbiamo gli eserciti molto distanti fra di loro ed è un problema farli comunicare perché più eserciti possono combattere insieme, ma se sono distanti ovviamente no, devono entrare dentro a una certa loro area. Questo quindi è un problema averle distanti. E lui invece ha un grosso esercito che ci potrà attaccare, anzi ne ha due in realtà perché ne ha uno anche qua sulle coste greche, come potete vedere qui, che insomma anche quello ci darà del filo da torcere. Ok, perfetto. Andiamo ancora a potenziare il nostro esercito. Eh, vediamo. Allora, sì, no, devo continuare a potenziarlo. Queste hanno più munizioni, eh. Una portata di tiro maggiore, ma fanno poco male i proiettili. Più o meno si equivalgono. Sono tutte e due delle ciofeche. Qui ho una cavalleria, no, prendiamola. Ok, e qua facciamo questi, questi. Sono unità purtroppo che valgono veramente poco, però non abbiamo tanti soldi purtroppo. O qualcuno ci finanzia dall'esterno, ma non penso che nessuno abbia interesse. Vediamo come si evolve il gioco. Per ora cerchiamo di rimanere arroccati nelle nostre città. Questo non fa bene ovviamente alla popolazione che avrà un malus sul benessere, però va bene. Ovviamente perché gli eserciti in città non sono mai ben voluti. Tra l'altro ne dobbiamo reclutare, quindi... Ok. Allora... mm,
Allora, ho bisogno di fuoco di tiro, ancora di una cavalleria. E qua invece sblocchiamo i princeps. Ok, andiamo avanti. Quanto manca? Ancora 3 turni. E anche qua. Va bene. Purtroppo adesso continueranno a scendere i soldi per gli aumenti del costo del mantenimento di tutte le truppe che sto facendo, però non si può fare altrimenti. Tanto anche loro aumentano il loro livello. In questa partita non tornerò indietro nei salvataggi, quindi tutto quello che vedete è come se giocassi una Iron Man o una per i giochi Paradox o una partita a livello leggendario. Quindi quando morirò, morirò, non ci sarà nulla da fare. Bene, la spia e il mio dignitario aumentano di livello, andiamo subito a prendere questi praticamente, come si può dire, questi potenziamenti che ci aiutano a caratterizzare la spia e vedere quello che può fare. Stessa cosa per il dignitario. Per la spia aumento la parte appunto di spia e di intralcio al nemico, mentre invece per quanto riguarda il mio dignitario vado a migliorare la sua capacità ehm, di agire a livello proprio economico e commerciale sulla città. Cerchiamo di fare altre truppe. Cercare di bilanciare un po' gli eserciti, ecco. Allora, loro si sono allontanati dalla città. Purtroppo con la spia non riesco a vedere dove sono finiti. Penso che adesso controlleremo dove è finito Pirro. Penso che sia qua. Bene, ricerca completata. Ribellione imminente, va bene. Ok. Ok, va bene. Bene, è scoppiata una guerra tra gli Etruschi e i Genovesi. Speriamo che gli Etruschi... Non so se sperare che la perdano o che la vincano. Non lo so. Allora, questa spia dobbiamo spostarla leggermente perché non ci fa vedere le armate qua. Ok, si sono allontanate. Perfetto. Quindi noi possiamo fare un tentativo di avvicinamento. Allora, in realtà è già un po' di volte che... ok, abbiamo intanto ricercato i depositi di munizioni, quindi li abbiamo trovati. Andiamo sempre sulla difensiva con le bollente. Allora, è già un paio di volte che io provo a attaccare gli Etruschi, ma questi hanno una gittata, hanno veramente una roba incredibile, una gittata incredibile. Esatto, qui abbiamo il loro basilio che è Pirro, quindi riescono ad arrivare veramente, guardate la portata che hanno, è incredibile, cioè riescono ad arrivare fino a qua, è una roba incredibile, troppo. Quindi noi ci possiamo spostare in una zona dove non ci prendono fondamentalmente, in modo tale da avvicinarci poi alla città. Tipo qua. Tipo qua. E qui arrivano fino a qua. Quindi qui andiamo in questa zona qua. Abbiamo comunque tante unità, 13 più 12. Ok, cerchiamo di reclutarne altre. E ci prepariamo per l'attacco del prossimo turno, se riusciamo a farlo. Intanto qui le città al prossimo giro si potenziano e andiamo avanti. Speriamo non ci attacchi.
Comunque è una gittata mostruosa, cioè, effettivamente è troppo. Forse per le barche, non lo so. Attenzione, arrivano ad attaccarci con 2 eserciti. Andiamo subito in ritirata. Andiamo verso la città. Ok, tornano indietro loro, perfetto. Si sono anche allontanati l'uno con l'altro gli eserciti. Qua è una buona occasione per attaccarli. Molto buona. Vedete, hanno veramente una gittata. Non so dove era il secondo esercito, dove fosse nascosto, ma veramente hanno fatto un salto incredibile. Potrei andargli a prendere la città, attenzione. Però è nata una fazione. Ok. Allora, vediamo. I due interagiscono fra di loro. Sembrerebbe di no. Quindi se io attaccassi questo, sì, no, interagiscono. Sono rimasti a una distanza tale da riuscire a difendersi uno con gli altri. Però non mi hanno attaccato il mio esercito qua in difesa perché ci sono le truppe qua che tengono la difesa della città. E noi siamo abbastanza, non siamo messi così male. Allora, potremmo attaccare questo esercito qui. Però guardate ragazzi, sono veramente forti. No, no, devo ritornare dentro per forza. E anche qua. Dentro la città. Vediamo se ho qualche aiutante. Allora, questo è l'albero genealogico delle famiglie. Questa è la mia famiglia, della gens Iulia. E ho Libone, che è il nostro dictator, che gestisce un po', ha un po' le redini del Senato. Qua ci sono gli altri membri, ok, che stanno sviluppando le loro capacità. Ok, va bene. Niente, allora non posso fare più di tanto. Cerchiamo di reclutare allora delle altre unità. Scusate. Ok, qui sono 13. Ah, si è sbloccata la caserma dei manipoli. Questa è un'ottima cosa. Vediamo se posso evolvere qualcuno. No. Ok. Però, guardate, adesso... Bene, bene, bene. Ho la cavalleria con l'arco, ho un po' di cose che posso fare. I triarli rimangono sempre i migliori sul campo. Però, guardate quante unità. Veramente tantissime, di tantissimi tipi diversi. Andiamo a sviluppare ancora un triarlo qua. E stiamo belli rifugiati in città. No, non voglio fare casino. Vediamo se posso fare qualcosa con la... Ah, sì. Ah, aspetta, aspetta, aspetta. Ma una percentuale bassissima di successo, 18%. No, incredibile. Allora, abbiamo ridotto la mobilità dell'esercito avversario. Quindi se io volessi attaccare questo, no, entrerebbe comunque in difesa. Vedete, questa freccia qua indica che entrerebbe in difesa di questo esercito qui. Non avrebbe senso attaccarli. Va bene, rimaniamo sulle nostre posizioni e speriamo bene. Ragazzi, io adesso devo andare. Vi saluto. Mi raccomando, in bocca al lupo. Fatemelo perché ne avrò bisogno. Il prossimo attacco vedremo cosa farà il nemico. Qui da Lord Perso è tutto. Spero che vi possa piacere questo nuovo game, questo nuovo gioco che voglio portare. E niente, alla prossima. Forza Roma.